Per la prima volta nella storia di tutte le epoche la crisi nel Veneto non ha falcidiato i posti di lavoro femminili. Sono gli uomini ad aver avuto la peggio perché è il manifatturiero che ha subito i peggiori colpi di mannaia ed è proprio il comparto dove prevale l'occupazione maschile. Dal 2008 ad oggi il 5% degli occupati ha perso il lavoro, ossia 50.000 unità. Tra le donne nel Veneto la percentuale è dimezzata del 3%, ossia 20.000. Sono i dati emersi da una ricerca condotta da Veneto Lavoro su indicazione della Commissione delle Pari Opportunità, secondo cui le donne hanno mantenuto il posto di lavoro perché impiegate in uffici pubblici, scuole, sanità. La situazione è molto più drammatica per le ragazze che cercano di entrare nel mondo del lavoro. Emerge anche come lo stop ai nuovi ingressi nel mercato del lavoro, la difficoltà di inserimento dei giovani, è una causa che blocca la riduzione di differenziali di genere tra maschi e femmine, essendo le donne soprattutto quelle che si mettevano di più le nuove leve che entravano nel mercato del lavoro. Quando si parla di reinserimento nel mondo del lavoro, le donne però sono più agguerrite e disposte anche a scendere nella scala gerarchica pur di trovare un'occupazione. La Commissione Pari Opportunità è però concentrata sullo sforzo di trovare nuovi sbocchi ai giovani e per questo ha in progetto una campagna nelle scuole per indirizzare verso il settore tecnico e scientifico più richiesto nel mercato del lavoro. Le donne ancora oggi scelgono poco quello che sono le facoltà scientifico-tecnologiche, che sono facoltà che ovviamente sono adatte ai futuri posti di lavoro. Quindi la Commissione propone un lavoro molto pressante con le scuole affinché ci sia una cultura della famiglia che inviti le ragazze stesse a scegliere altre tipologie di studio. Perché? Perché nel futuro il sistema della tecnologia e l'innovazione saranno le nuove professioni. In particolare nel Veneto sono emerse recentemente 187 nuove professioni nel mondo delle energie alternative e nell'information technology. Il Veneto in questo momento qua sta offrendo ovviamente, come in tutta Italia, mestieri più tecnici e soprattutto nuove professioni. Un esempio di nuova professione? Le nuove professioni nel mercato del settore energetico e nell'information technology.